Siamo con il sindaco di Siculiana Zambito. Ecco, come vanno le situazioni dopo la tragedia che è successa della frana qualche giorno fa? Sindaco, ci aggiorni in materia? Ma per intanto stiamo continuando ad assistere le famiglie sfollate, che è una cosa fondamentale per noi, dopodiché stiamo lavorando sul progetto che stiamo riformulando. C'era già un progetto, ma visto la frana siamo costretti ad intervenire, quindi siamo a buon punto, spero nell'arco di 10 giorni già di essere nelle condizioni di avere il progetto nuovo. C'è stato un appello, una corsa ad accogliere le tante famiglie, si aspettava questa grande solidarietà da parte di tutti? Ma sì, tutto sommato sì, Siculiana è un piccolo comune, ci conosciamo tutti, quindi come prima situazione noi abbiamo fatto un appello alle strutture alberghiere del posto, abbiamo trovato spazio immediatamente, quindi nell'arco di mezza giornata abbiamo sistemato tutti. Adesso man mano le famiglie si stanno sistemando in appartamenti per vivere in maniera un pochettino più tranquilla e più dignitosa, insomma. Che Natale sarà, sindaco, a Siculiana? Sarà un Natale, spero con la possibilità di rilassarsi un attimo, di vivere momenti di serenità. Stiamo organizzando dei piccoli eventi, i mercatini di Natale, altre cose, perché credo che in una situazione del genere la rassegnazione, la resa alla solitudine come abbiamo vissuto in questi mesi non va bene. Fortunatamente in questo minuto il Paese non ha delle situazioni critiche in merito al Covid, per cui organizzeremo delle cose e spero che questo serva ad alzare il morale a tutti e a trascorrere un sereno Natale. Quando si tornerà alla normalità, al ripristino dei luoghi normali? Questo sinceramente io non ho una data, non ho una risposta ben precisa. Quello che posso dire è che da parte nostra c'è un impegno costante e ci sarà un impegno affinché ciò avvenga nel minor tempo